amiche e cari amici della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta di Bolzano, oggi incontreremo un'autrice, Sara Notari Stefano. Ha ricevuto molti premi, in particolare ha conseguito il premio La Giara per la RAI e ci presenta il suo nuovo romanzo, La composizione del grigio. Perché ci interessa questo romanzo? Non solo per continuare la promozione alla lettura ed invitarvi a conoscere nuovi titoli e nuovi autori o autrici, ma soprattutto perché Sara Notari Stefano, come si definisce lei stessa, è una trapiantata in Alto Adige, una persona che proviene da una regione meridionale d'Italia e si è trasferita a Bolzano. È un'esperienza che ritorna, che emerge dalla narrazione di queste vicende che coinvolgono una famiglia ed in particolare hanno una protagonista. E è interessante anche non solo dal profilo narrativo, ma proprio come vedendola, diciamo, da un punto di vista della memorialistica dell'autobiografia, capire come le persone vivano l'esperienza dell'Alto Adige, come riescono ad inserirsi e che cosa restituiscono anche in termini umani, professionali o comunque anche di sensazioni nella loro narrazione. Sara Notari Stefano lo racconterà, lo dispensa nell'arco di tutta la narrazione, una narrazione che lascia spazio come una tavolozza, non a caso usa i colori, la composizione del grigio, una tavolozza piena anche di sensazioni e di emozioni. In particolare c'è spazio per il riso, il sorriso, l'amarezza, la frustrazione, la rabbia, la tristezza e di nuovo l'ironia. Non mi dilungo, vi lascio subito in compagnia della nostra autrice. Vi ricordo che la biblioteca già una decina di anni fa aveva iniziato e prodotto, o meglio pubblicato, una ricerca e un libro sempre nell'ambito della memorialistica che si intitolava L'Alto Adige allo specchio. E anche lì erano state raccolte delle testimonianze interessanti di donne giovani o meno giovani che avevano abbandonato un territorio di origine e si erano inserite invece nel nostro. Quindi esperienze, sensazioni, aspetti positivi, aspetti di difficoltà. In questa narrazione, in questo racconto di Sara Notari Stefano, invece, li troveremo tutti assorbiti e li vedremo emergere nel corso della narrazione. A voi sta nell'individuarli. Bene, con questo vi saluto e vi invito a rimanere sintonizzati sul canale YouTube della Biblioteca Provinciale Claudia Augusta di Bolzano per le prossime iniziative oppure per riscoprire quanto abbiamo fatto finora dal marzo del 2020 ad oggi, giugno 2021. Un caro saluto e un arrivederci a presto. Un saluto a tutti e a tutte. Vorrei ringraziare la Biblioteca Provinciale Italiana Claudia Augusta per questo spazio importante e prezioso che mi permette di parlarvi del mio romanzo, La composizione del grigio, pubblicato dalla casa editrice lombarda Divergenze. Questo è il romanzo con cui io, tarantina, trapiantata in Alto Adige da diversi anni, ho avuto il piacere di rappresentare la mia terra di adozione nella 6ª edizione del premio RAI La Giara. Devo fare una premessa. Nel romanzo le indicazioni geografiche sono molto vaghe. Mia intenzione non era descrivere un contesto territoriale ben preciso, ben definito. In realtà io volevo evidenziare l'universalità delle vicende narrate. Inoltre i personaggi sono anonimi, non ho dato loro un nome. Questa è una scelta particolare, una scelta sicuramente in controtendenza rispetto alla maggior parte delle proposte editoriali attuali. C'è da dire però che in letteratura ci sono stati casi simili. Il più famoso probabilmente è rappresentato dai 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello,
che tra l'altro io amo tantissimo. In quest'opera Pirandello identifica i personaggi attraverso il loro ruolo all'interno della famiglia o della compagnia teatrale che dovrebbe mettere in scena il dramma impossibile dei personaggi. Quindi lui utilizza i nomi comuni come se fossero dei nomi propri. Io ho fatto una scelta un po' diversa. Non ho usato nessun nome comune come se fosse un nome proprio. Questa è stata chiaramente una sfida da un punto di vista tecnico, una sfida però, devo dire, molto, molto stimolante. Ora, dare un nome nella quotidianità è una consuetudine del tutto innocua, naturale, spontanea. Basti pensare a quando nasce un bambino, una bambina, una delle prime cose che si fanno è appunto dar loro un nome. Però in altri casi dare un nome ha delle implicazioni un po' particolari. Può essere una chiara assunzione di responsabilità, può essere anche una sottile forma di potere, perché è un'imposizione, è l'imposizione di una nostra scelta su un'altra creatura. E può essere anche un privilegio, come per esempio si può dedurre dalla lettura del libro della Genesi. Dio concede questo privilegio all'uomo, perché è l'uomo che può dare alle altre creature un nome. Questo episodio un po' va a contribuire all'antropocentrismo tipico dei testi biblici, no? Bene, ora io stessa nei miei lavori passati ho dato un nome ai miei personaggi. Per esempio, nel racconto Breve storia di ordinari alibi familiari, con cui ho partecipato alla scorsa edizione del premio Velletri Libris, un racconto con cui ho ricevuto la menzione speciale dalla giuria presieduta da Nadia Terranova. Devo dire, in quel racconto io avevo dato dei nomi ai miei personaggi, avevano un'identità piuttosto marcata, ma nel caso della composizione nel grigio non l'ho fatto perché volevo porre l'accento sull'interiorità dei personaggi più che su altro. Un'interiorità caratterizzata dalla frustrazione e dall'insoddisfazione, cioè sono dei personaggi simili ad anime, ad ombre proprio, sono dei personaggi insoddisfatti, non sono degli eroi o delle eroine, rappresentano delle persone che cercano di compensare la propria frustrazione, la propria insoddisfazione attraverso la costruzione di un equilibrio di facciata che possa essere spendibile socialmente, perché vogliono essere accettati. Quindi loro tendono ad assumere dei comportamenti in realtà molto, molto scontati, molto convenzionali, a volte si comportano anche in modo molto scorretto, quindi non sono personaggi che si ispirano a grandi ideali, a chissà quali valori. Sono invece personaggi che devono barcamenarsi nella quotidianità, che devono superare determinate o affrontare determinate difficoltà, insomma, quelle che un po' riguardano la vita di ciascuno di noi. Lo fanno, dicevo appunto, in modo piuttosto, umano, sono personaggi umani, troppo umani, ecco perché sono delineati in modo molto stereotipato. Perché abbiamo detto loro vogliono farsi accettare dalla società. E lo stereotipo è comodo, lo stereotipo non turba l'ordine sociale e quindi è un modo di porsi che è visto dai personaggi, sfruttato dai personaggi anche con un certo opportunismo per appunto farsi accettare dagli altri. Quindi
essendo dei personaggi umani, troppo umani, penso che non sarà difficile per noi identificarci o riconoscere qualcuno in uno o in più personaggi del romanzo. Come sosteneva Italo Calvino, scrivere è sempre, no, nascondere qualcosa che verrà poi scoperto. Questa scoperta viene effettuata proprio dai lettori e dalle lettrici, è parte della magia della lettura. Quindi nel caso della composizione del grigio saranno proprio i lettori e le lettrici a godere del privilegio al quale io ho rinunciato, cioè saranno loro a regalare un'identità ai miei personaggi. Detto ciò, addentriamoci nella trama. Il romanzo narra le vicende, io amo definirle agrodolci, perché un po' fanno sorridere, un po' fanno piangere, un po' divertono e talvolta irritano e infastidiscono. Quindi le vicende di una famiglia la cui quotidianità è profondamente condizionata dalla depressione che affligge la madre della protagonista. Ora, non da tutti la depressione è considerata una malattia vera e propria. Questa è per esempio la posizione assunta dal padre della protagonista, nonché marito della donna malata. Lui è un uomo che si occupa della moglie, cerca di farlo nel modo migliore possibile, però è un uomo gretto, limitato, che ritiene la depressione uno stato umorale da cui la moglie potrebbe guarire, da cui potrebbe uscire con un po' di forza di volontà. Quindi il calvario della moglie viene da lui vissuto come qualcosa di insensato. Per lui sarebbe più tollerabile, più comprensibile se fosse cagionato da una malattia fisica. Di diverso parere è la zia della protagonista, la zia materna, quindi sorella della donna malata. La zia arriva a contattare una sedicente maga pur di guarire la sorella. Ora, questa iniziativa può far sorridere me per prima, che per formazione sono scettica fino al midollo, però è vero che ci sono stati dei casi eclatanti, molto noti a livello nazionale, di ciarlatani, di sciacalli che hanno approfittato della sofferenza, della disperazione altrui. Ora, durante l'infanzia e l'adolescenza la protagonista non assume una posizione netta sulla depressione, ma si limita ad osservare gli altri che ne parlano, ne discutono. La protagonista invece, durante la sua fanciullezza, sogna di costruire un futuro migliore, un futuro che possa riscattare la sofferenza patita e anche l'emarginazione, perché come viene sottolineato nel romanzo, spesso siamo soli nell'affrontare il dolore, spesso non ci viene tesa una mano neanche dalle istituzioni. Ora, le speranze della protagonista sono espresse chiaramente nel brano che mi accingo a leggervi. All'epoca credevo e speravo in non so che cosa. Non possedevo bene più prezioso della convinzione che la mia vita un giorno sarebbe cambiata, in meglio si intende. D'altronde, chiunque con una famiglia disastrata si sarebbe aggrappato con le unghie e con i denti a un tempo non ancora inchiodato all'irreversibilità del vissuto. Allora, questa è la sua posizione assunta durante la fanciullezza.
Però con il trascorrere degli anni, divenuta adulta, anche la protagonista cercherà di darsi delle risposte. Solitamente di fronte alla malattia noi cerchiamo risposte dalla scienza, dalla medicina, dalla fede, oppure quando pensiamo di non avere alternative, pensiamo di non avere altra via d'uscita, anche appunto dai ciarlatani come dicevamo prima. Ora, per quanto riguarda la scienza, la medicina, dopo tanti anni di cure, di vagabondaggio da uno specialista all'altro, il padre ha perso fiducia nei confronti della medicina. È un uomo stanco, frustrato, non perdona la medicina il fatto di non aver guarito la moglie. Talvolta noi non perdoniamo questo alla medicina, no? Di non avere la bacchetta magica che possa risolvere situazioni che spesso soluzione purtroppo non hanno. Quindi il padre è un uomo profondamente ormai deluso e perfino diffidente nei confronti della medicina, perché di fronte ad una risposta mancata o a una risposta che non ci dà illusioni o non ci conforta, la medicina ci appare ingiusta e anche imperfetta, insufficiente. Mentre per quanto riguarda la religione è la protagonista di più a scontrarsi con essa, perché lei è una persona spiritualmente molto, molto travagliata. Lo si intuisce da un altro brano che vi vorrei leggere. È una persona, appunto, dicevamo, molto travagliata da un punto di vista spirituale, malgrado sia cresciuta, sia stata allevata da genitori credenti e abbia lei stessa da bambina frequentato la parrocchia. Tuttavia, proprio la frequentazione della parrocchia instillò in me il dubbio che la fede mi rendesse una perdente. Infatti, il concetto che per tutto ci sia una ragione identificabile con la volontà di Dio mi rendeva paranoica, torturandomi con il dubbio se Dio mi stesse punendo o mettendo alla prova. E mi chiedevo perfino se mia madre fosse depressa per volontà del Signore. A queste domande la fede rispondeva che avrei dovuto accettarne la malattia, perché, come ricorda l'immagine della croce, la vita è sofferenza. A torto o a ragione, però, quella risposta non mi infondeva forza. Non potevo rassegnarmi all'idea che dietro tutta quella sofferenza ci fosse un disegno prestabilito. Perché ritenere il dolore la chiave d'accesso per il paradiso? E perché non è così per tutti? Perché ad alcuni è richiesto un pedaggio più oneroso per accedere al regno dei cieli? Preferivo pensare che la mia difficile situazione familiare fosse gratuitamente ingiusta, dispensando Dio dalla responsabilità di ricoprire il ruolo di torturatore mio e dei miei cari, ruolo che tra l'altro contraddiceva un altro postulato da me assimilato, ossia che Dio è amore. Da questo passo si intuisce che la protagonista rifiuta la concezione del dolore come una nobile forma di espiazione. Per lei il dolore non ha una funzione salvifica, il dolore non redime, il dolore è fine a se stesso, gratuito. Il dolore ha dunque una gratuità che la protagonista non riesce a scorgere laddove dovrebbe, cioè nell'amore, neanche nell'amore materno. La maternità è un altro tema fondamentale del romanzo.
Essa viene vissuta in modo tormentato da tutte e tre le donne del romanzo, a cominciare dalla madre della protagonista, che ha visto tradite le proprie aspettative di guarigione, aspettative che aveva riposto nella nascita della figlia. La protagonista invece vive la maternità in modo più consapevole, più sereno. In un primo tempo accoglie la bambina, la neonata, con profonda gioia. Però con il trascorrere delle settimane la protagonista entra in crisi, solo in parte per le difficoltà di conciliare carriera e famiglia. In realtà c'è altro che la turba. Comincia a notare che la pianificazione, la progettualità sono più efficaci in ambito lavorativo, mentre la figlia inizia ad apparirle come un mistero, come un'incognita, e tra l'altro inizia a pretendere manifestazioni di affetto che secondo lei la bambina non le dà, non le offre. Quindi la protagonista ha ancora una concezione dell'amore immatura, puerile, si aspetta qualcosa in cambio, non riesce a donare amore incondizionato. Cioè lei dovrà maturare una concezione dell'amore di questo tipo, lo farà al termine di un suo percorso, perché alla fin fine questo è un romanzo di formazione. Quindi ha una concezione dell'amore fondato su una sorta di do ut des, che poi è la negazione dell'amore vero. Il suo travaglio, da questo punto di vista, è espresso in un altro brano che vi vorrei leggere. Eccolo. Avevo inseguito per tutta la vita il sogno di creare qualcosa, un libro. Ero riuscita perfino a creare qualcuno, un essere umano. E forse il punto era quello. Non era un libro, una creazione da me pianificata. Era un essere umano, un'incognita, perché in realtà non era mia. Crescere, educare una bambina era un impegno dagli esiti imponderabili. La gestione di un rapporto interpersonale mi apparve di una complessità inestricabile. Io e la piccola avremmo potuto renderci felici almeno quanto tristi. Avrebbe potuto contrastarmi, odiarmi, subirmi e soprattutto avrebbe potuto non amarmi. E in effetti sembrava non amarmi. C'è poi il terzo personaggio femminile, quello della zia. La zia incarna la maternità negata. Lei avrebbe voluto mettere al mondo un bambino o una bambina, ma non c'è riuscita. Ciò le procura profonda frustrazione, ma non perché si senta incompleta come donna. È un pensiero che non la spera neanche, semplicemente non essere diventata madre rappresenta per lei un desiderio che non si è realizzato, quindi è fonte di insoddisfazione. Quello della zia è il personaggio forse descritto in modo un po' più dettagliato rispetto agli altri. Indossa vestiti vistosi, talvolta pacchiani, cambia continuamente il colore della tinta per i capelli e cambia con la stessa rapidità, con la stessa frequenza anche i partner con cui tradisce il marito. Lei diciamo che è un personaggio un po' particolare. In che senso? Lei incarna forse il personaggio più stereotipato del romanzo. È un personaggio quasi macchiettistico, però è anche il personaggio che non si arrende, che non cede di fronte alle difficoltà. Un personaggio che talvolta è anche molto scorretto, che sfrutta gli altri, li inganna,
ma è anche colei che si mostra nella sua fragilità, non ha paura di mostrarsi fragile. Ora, lei non può avere figli e non è un caso che tra le donne del romanzo sia quella che non riuscirà ad avere un bambino, perché lei rappresenta il caos. In che senso? Lei è appunto descritta come un personaggio dall'eccessiva ricerca di forma. Ciò è rappresentato dalla cura quasi ossessiva, maniacale che lei riserva al proprio aspetto, e anche dalla voglia di attirare lo sguardo altrui su di sé, come se appunto lo sguardo altrui potesse darle forma, farla esistere, come se appunto ciò che non è visto non possa esistere ugualmente. Quindi lei è un personaggio che rappresenta un eccesso di forma, per questo è il personaggio più stereotipato, ma dietro questa apparenza costruita per mostrarsi agli altri e farsi accettare dagli altri, ma anche per cercare di andare avanti malgrado le difficoltà. Ecco, dietro tutto ciò si cela anche il personaggio che più si rinnova, il personaggio che non è mai uguale a se stesso, nel senso che dentro di sé lei cela un'impossibilità di arginarsi in una forma. Cambiandola sempre, che cosa esprime la zia? Esprime una continua insoddisfazione. Nessuna forma può rappresentarla davvero, nessuna forma la soddisfa, nessuna forma può davvero cristallizzarla, e quindi lei, come non riesce a cristallizzare se stessa, non riesce neanche a cristallizzare altri, cioè non dà forma definitiva a se stessa, non può darne ad un'altra creatura. Ora, la forza dirompente della zia, la sua carica vitale, è racchiusa in un brevissimo scambio di battute che vi vorrei leggere. Disse: "È ora di andare." "Dove?" chiesi stringendole una mano. "A ricominciare", rispose come se avessi fatto una domanda idiota. "Da dove non lo so, però si ricomincia sempre da qualche parte, quindi non c'è alcun problema." Questo è uno scambio di battute tra appunto la zia e la protagonista, la nipote appunto, alla quale è molto affezionata. Da queste poche parole si intuisce la forza di ricominciare che la zia dimostra in ogni occasione, cioè è un personaggio che rinasce sempre dalle sue ceneri. A questo punto possiamo affrontare la questione dell'attinenza dei colori, del grigio in modo particolare, alle vicende narrate. Per far questo dobbiamo parlare della struttura del romanzo, che è suddiviso in due sezioni, in due parti, la prima intitolata Al bianco, la seconda al nero. Ora, generalmente noi percepiamo il bianco come un colore candido, puro, neutro, come se fosse quasi un non colore. Questa idea che noi abbiamo del bianco però gli nega una complessità che in realtà possiede. Il bianco è l'unione dei tre colori primari. Infatti nel romanzo la sezione dedicata al bianco è articolata in 3 capitoli, ciascuno dei quali intitolato appunto a uno dei 3 colori primari. Il capitolo del giallo narra le vicende avvenute durante l'infanzia e l'adolescenza della protagonista. Il capitolo del rosso invece parla dei suoi amori.
Il capitolo del Ciano invece riguarda le difficoltà che la protagonista deve affrontare in ambito lavorativo e parla anche del suo sogno di diventare autrice di storie per ragazzi illustrate da lei stessa. Non è un caso infatti che il romanzo si apra con l'immagine di lei tutta intenta a realizzare la copertina del suo libro. Quindi dietro un'apparente e disarmante semplicità, in realtà il bianco nasconde una sua articolazione molto, molto interessante, una sua complessità, degli elementi che la compongono. Questa complessità è resa nel romanzo da tutte quelle azioni che la protagonista compie per realizzarsi nel privato e nel lavoro, quindi tutte quelle azioni che la protagonista compie, mette in campo per autodeterminarsi. Invece la sezione del nero prende le mosse da 3 eventi che andranno a cambiare in maniera irreversibile la sua vita. Io non anticipo nulla sui 3 eventi che appunto le cambieranno la vita, anche perché non tutti e 3 sono negativi, tutt'altro. Quindi che cosa si intende per fase del nero nel romanzo? Per diciamo cercare di addentrarci nella questione, leggo proprio la pagina di apertura della parte dedicata al nero. Non ha luminosità il nero, assorbe la luce, la divora, la fagocita e non ne restituisce alcun raggio. È il colore più avido che ci sia, l'esasperazione egoistica del grigio quanto il bianco ne è quella altruistica. Per tale ragione segna un apice, un estremo al quale ci si può aggrappare o da cui si può precipitare come dalla cresta di un'onda. Eppure non priverei mai la tavolozza della mia vita del nero, perché il colore della crisi nel senso più fecondo della parola. Un momento di crisi segna un punto di non ritorno, una battuta d'arresto che impone una scelta, un atto di forza a cui seguirà un nuovo inizio. Mentre la stasi mi ha sempre fatto sentire in trappola, impotente, come se fossi spettatrice della mia stessa vita, il cambiamento, la chiave per l'ignoto, non mi ha mai spaventata, perché il nuovo va bene, non sarà necessariamente positivo, ma induce una reazione, provoca la vita. Ora, il nero dunque rappresenta quei momenti che nel bene o nel male cambiano in modo irreversibile appunto la nostra esistenza. Quindi quei momenti che possono anche farci sentire diciamo disperati, come se non avessimo via d'uscita, non avessimo alternative, oppure può anche segnare un momento utile per cambiare la nostra vita, per cambiare rotta, cambiare obiettivi. Quindi comunque appunto segna una svolta. Quindi anche il nero va a contribuire alla composizione del grigio. Il grigio quindi non è la semplice unione di bianco e di nero, ricordando ciò che abbiamo detto del bianco in modo particolare e ricordando anche come intendere il nero. Alla fine il grigio che cos'è se non la metafora della vita stessa? Quindi il risultato di una serie di elementi, spesso anche contrastanti, un contrasto che viene reso nel romanzo attraverso la scelta di raccontare un piccolo dramma familiare attraverso un massiccio ricorso all'ironia, ad una sorta di riso amaro. Ora, non esiste una sola sfumatura, una sola tonalità di grigio, ne esistono tante, perché
perché appunto tutto ciò dipende da come mescoliamo i colori, dalla quantità di colore che noi andiamo ad utilizzare, e quindi il grigio diventa metafora dell'unicità dell'esistenza di ciascuno di noi. Quindi la protagonista andrà alla fine del suo percorso di formazione, del suo viaggio cromatico, andrà a comporre il proprio grigio. Avrà, diciamo, messo insieme diversi elementi che avranno prodotto una sfumatura, una tonalità che rispecchia appunto tutto ciò che, tutte le possibilità mancate, realizzate, concretizzate, solo sognate, tutte quelle appunto possibilità che rendono unica un'esistenza. Ora vorrei concludere appunto con un augurio. Abbiamo tutti, chi più di meno, ma comunque tutti, anche in modo diverso, però tutti patito le conseguenze della pandemia. Quindi io vorrei augurare a tutti noi di comporre il nostro grigio, il nostro personalissimo grigio nel modo più sereno possibile. Quindi io vi auguro di vivere una fase del nero che non sia distruttiva, ma che sia costruttiva. Una fase del nero che possa rappresentare un nuovo inizio, un nuovo incipit, a partire dal quale iniziare, diciamo, una nostra nuova storia. Scrivere un nuovo inizio significa sentirsi ancora protagonisti della propria esistenza, ed è ciò che io auguro con tutto il cuore a tutti noi, in modo tale che possiamo costruire la nostra individuale, la nostra personale sfumatura di grigio nel modo più sereno possibile. Io vi ringrazio per l'attenzione e appunto vi lascio con un augurio di serenità.